Bentrovati cari amici, bentrovati a questa nuova puntata di Siciliano Doc. Colgo l'occasione per rinnovare a tutti voi che siete così numerosi che ci seguite attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube tantissimi auguri di buone feste, ma soprattutto tantissimi auguri per un nuovo anno che sia gioioso e pieno di cose belle per tutti quanti. Già lo vedete alla mia destra, il poeta Giuseppe Gerbino di Castellammare del Golfo non avrebbe bisogno di presentazioni, è un poeta molto conosciuto non solo per la poesia ma anche per lo studio della lingua siciliana. Conosciutissimo in tantissime piazze della Sicilia attraverso le sue affermazioni letterarie, ha al suo attivo 2 pubblicazioni di poesia in lingua siciliana, una del 2009 dal titolo Me frati Arvolo, di cui io ho avuto il piacere e l'onore di curarne la prefazione, e una pubblicazione del 2017 dal titolo Fuoco. Del 2016 dal titolo Fuoco. Anche in questo caso io ho avuto il piacere di recensire il volume. Con Giuseppe Gerbino oggi tratteremo un argomento che, ahimè, ancora riesce a dividere il mondo accademico ma anche il mondo non accademico. Tratteremo la lingua siciliana, questo universo dove tanti studiosi si sono confrontati ma mai hanno, come dire, raggiunto un obiettivo comune per la valorizzazione dell'idioma siculo. Giuseppe, allora comincio a porti delle domande per capire meglio l'universo della lingua siciliana e far capire ai nostri telespettatori, ma soprattutto ai numerosi, sono tantissimi gli amatori di questa lingua che non sono solamente poeti, ma ci sono tantissime persone che si interessano dell'idioma siculo. Molti dialettologi preferiscono chiamare il siciliano dialetto. Secondo te, perché molti di questi e parte del mondo accademico preferisce dar forza a questo appellativo? Intanto buongiorno Nino, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Perché? Intanto partiamo dall'etimologia. Dialetto, dal greco dialectos, che vuol dire parlato, quindi la lingua parlata. Mentre lingua è latino e rappresenta primordialmente l'organo utilizzato alla fruizione del parlato, no? Ma da dialetto derivano anche dialogo, dialogare, dialettica, e per avere una buona dialettica si deve conoscere anche il codice, anche perché ricordiamo che la lingua scritta non è altro che un codice di quella parlata. Tutte le lingue prima di essere scritte sono state parlate, è chiaro, ma nel momento in cui è nata l'esigenza di scriverle, perché nasce l'esigenza di scriverle? Perché nel parlato c'è bisogno della presenza, no? Mentre con la lingua scritta si è avuta l'esigenza di rendere utilizzabile la lingua nello spazio e nel tempo, e quindi si è iniziato a scriverle. Per scrivere una lingua c'è bisogno di rispettare un codice. Anche se lo definiamo dialetto, nel momento in cui lo scriviamo, necessariamente utilizziamo un codice. Nessun codice al mondo, di nessuna lingua, esaudirà, rappresenterà al 100% la lingua parlata. Per esempio, quella italiana, noi abbiamo 21 lettere dell'alfabeto, e di queste 21 lettere, con la unione, chiamiamola così, nella composizione delle parole e dei suoni di queste lettere, neanche la lingua italiana riesce ad esaudire quelli che sono i suoni della lingua parlata. Perché dialetto? I dialettologi naturalmente lo chiamano dialetto perché ufficialmente quella siciliana, ahimè, ancora non è una lingua ufficiale, è considerata un dialetto della lingua italiana, anche se sappiamo benissimo che così non è, perché per dialetto si intende una lingua minoritaria che deriva da quella ufficiale, ma il dialetto o la lingua siciliana non deriva dalla lingua italiana, quindi non potrebbe mai essere un dialetto
di quella lingua. Capisco il mondo accademico, anche perché, proprio per questa ragione, proprio perché non è una lingua ufficiale, lo chiamano dialetto. Noi chiamiamo la lingua, che sappiamo è quella siciliana, ha tutti i crismi per essere definita tale, ci piace chiamarla lingua, sappiamo che esiste, e poi anche se una lingua non ha un codice scritto, non cessa di essere lingua. E non lo dico io, certo, lo dicono i linguisti. Certo. Quindi ancora c'è questa diatriba tra lingua o dialetto, ma è una questione solo di prestigio. È una questione solo di prestigio che noi stessi abbiamo della nostra lingua madre. Giuseppe, perché secondo te il termine koiné suscita così tanta diffidenza tra buona parte dei militanti della scrittura sicula? Koiné, lingua comune. C'è, secondo me, un'interpretazione sbagliata di questo termine, perché si pensa che tutti dobbiamo usare gli stessi termini, come se io in funzione della koiné dovessi rinunciare ad alcuni termini peculiari della mia parlata. Per esempio, a Castellammare noi diciamo il secchio lo chiamiamo catu, a Trapani lo chiamate sicchiu o catino, ok, che dir si voglia. Insomma, ci sono dei termini che cambiano di zona in zona, ma i sinonimi fanno parte di tutte le lingue possiedono i sinonimi, quindi non vedo qual è il problema se a Catania ragazzo si dice Carusu e a Trapani si dice picciotto. D'altronde anche nella lingua italiana esistono i sinonimi, appunto, però si pensa che nella lingua scritta si debba valorizzare alcuni termini e mettere da parte altri, ma non è così. Su questo punto volevo intervenire, perché anch'io e anche noi, perché tu fai la stessa cosa, essendo un militante della lingua siciliana, utilizziamo termini non propriamente nostri, ma attingiamo anche da altre zone, perché il patrimonio linguistico siciliano è un patrimonio così ricco. Perché io trapanese non posso utilizzare un termine che mi piace molto, catanese, e viceversa? È siciliano. Quindi è siciliano, quindi il patrimonio è così ricco che veramente ci mette davanti a una ricchezza inestimabile. Io volevo chiederti, ricollegandomi di nuovo al discorso dialetto-lingua, ma se il siciliano è un dialetto, così come molti affermati studiosi scrivono e dicono, cos'è il catanese, il trapanese, il messinese? Ti rispondo con una frase del grande Piccitto. Lui diceva testuali parole: il catanese è siciliano, il trapanese è siciliano, il palermitano è siciliano, ma il siciliano non è catanese, palermitano, trapanese. Quindi penso che il grande Piccitto, che riposa in pace, abbia dato una spiegazione più che esaustiva alla tua domanda. Io non potevo che risponderti con la sua affermazione. Io aggiungo, visto che hai menzionato il Piccitto, che abbiamo un po' tutti studiato, le sue teorie, la sua grammatica, la proposta della sua ortografia, che si può o non si può condividere, però il Piccitto diceva pure un'altra cosa importante, collegandomi a quello che tu poc'anzi hai detto. Diceva che i termini vernacolo, parlata, nascono proprio per differenziarli dai dialetti, dal termine dialetto, certo. Perché essendo il siciliano non una lingua ufficiale, quindi relegato al dialetto, bisognava inventarsi dei termini che dovevano indicare le subparlate, esatto. Quindi nasce il termine vernacolo, parlata, eccetera, eccetera. Io volevo chiederti ancora... Sì, ma non mi fare domande difficili però. Volevo chiederti, oggi secondo te sono più i fonografisti o sono più gli utilizzatori di una ortografia funzionale condivisa?
Ma non posso risponderti esattamente perché non conosco tutti quelli che scrivono, sono parecchi comunque. Buona parte li conosco. Però è pur vero che naturalmente non avendo fatto nessun studio all'inizio siamo tutti fonografisti, cioè tutti scriviamo così come parliamo, perché non abbiamo appunto effettuato nessuno studio che riguarda la lingua scritta. Quindi io penso che ancora oggi siano di più i fonografisti che i normativisti, chiamiamoli così. Per quanto riguarda, dobbiamo dare delle nozioni concrete a chi ci sta guardando, soprattutto a chi si interessa, ripeto, di lingua siciliana e soprattutto ai militanti, quindi quelli che praticano e scrivono la lingua siciliana. Cosa significa utilizzare una ortografia funzionale condivisa? Cosa significa? Naturalmente, come dicevo prima, una cosa è la lingua parlata, un'altra è quella scritta. Quella scritta dobbiamo utilizzare un codice, delle norme. Ebbene, l'ortografia funzionale condivisa rispetta proprio queste norme, a cominciare dalle 9 parti del discorso. Perché anche quella siciliana, così come quella italiana, è formata dalle 9 parti del discorso. Lumia insegna da questo. Assolutamente, il maestro Lumia ha fatto una grammatica eccezionale, anzi lo salutiamo. Ma anche il Camilleri. Anche il Camilleri, ci mancherebbe, prima ancora di lui. Poi ce ne sono tanti altri, non li possiamo menzionare tutti, però di studiosi ce ne sono parecchi che hanno fatto ottime grammatiche. Quindi dicevo a cominciare da questo, perché il scrivere così foneticamente porta a distruggere, a stravolgere quella che è la sintassi e quindi molte volte, non sempre, a non lasciare intendere il senso della frase, perché nella lingua parlata non ci sono problemi, ma se vogliamo rendere fruibile da tutti, quantomeno da tutto il popolo siciliano, la lingua scritta, dobbiamo rispettare queste norme che tutte le lingue scritte hanno. Spesso i dialettologi, allo scopo di valorizzare le loro tesi orientati sul dialetto, utilizzano la polimorfia come un fenomeno negativo. In varie occasioni, e tu ne sai qualcosa, citano il caso dell'arancina, arancino, maschio e femmina, spaccando in due la Sicilia linguistica. Cosa puoi dirci in merito e se doveva essere necessario l'intervento della Crusca? Bene, l'hai anticipato tu, la polimorfia è un fenomeno che riguarda anche la lingua italiana, non solo quella siciliana, tant'è che in italiano coesistono benissimo mattino e mattina. Quindi non capisco perché arancino e arancina non possono coesistere tranquillamente. Melanconia, malinconia, esatto, il polimorfismo è questo fenomeno che appunto riguarda anche la lingua siciliana. Mi dispiace che i dialettologi usino questo esempio infondato per spaccare in due proprio la Sicilia. E per avvalorare le loro tesi di dialetto. Assolutamente. Questo bisogna dirlo. Assolutamente, ma dimostrano solo un pochettino di, consentitemi il termine, perdonatevi, di ignoranza. Perché se mi porti come esempio concreto questo, cioè questo non è un esempio che dimostra che non è lingua ma è dialetto. Quindi non sarebbe lingua neanche l'italiano, con la sua polimorfia. Appunto, quindi se usano questo esempio come a dimostrazione che è dialetto, dimostrano solo una certa ignoranza, mi dispiace. È molto limitativo come molto esempio. Molto limitativo, certo. Poi se vogliamo dirla tutta, in realtà arancino e arancina, che hanno questo suffisso inino o inina, sono entrambi di derivazione italiana. Tant'è che, ora ripeto, se noi ormai per consuetudine dobbiamo chiamare questo piatto tipico siciliano arancino, arancina, perché ormai da secoli è chiamato così, va bene, ma non si dica che questi termini rappresentano linguisticamente
la piccola arancia, perché in siciliano piccola arancia non è né arancino né tantomeno arancina, è aranciteddu. Quindi lancio quest'altra provocazione. Sia arancino che arancina sono termini italiani e non siciliani. Quindi chiamiamoli pure arancino o arancina perché ormai per consuetudine li conosciamo così, ma non è la traduzione di piccola arancia in siciliano. Piccola arancia in siciliano è aranciteddu. Tutto qua. Sei stato molto chiaro, è una tesi che tu hai avuto questo intuito che io ho subito condiviso, e effettivamente è così perché ecco, cassata piccola cassatedda. Ecco, quindi diciamo quello che tu dici è fondato. Abbiamo sfatato finalmente questo discorso dell'arancino, arancino, maschio, femmina, e voglio dire, entrambi i termini si possono accettare benissimo come mattino e mattina nella lingua italiana, quindi non è questo il problema. L'importante è che sia buono. Esatto. È arancino o arancina, l'importante è che sia buono da mangiare, così come mattino e mattina l'importante è che sia una bella giornata. Non litighiamo, cerchiamo di migliorarla casomai. Sì, perché c'è effettivamente questa volontà sempre di dimostrare che la lingua siciliana è un dialetto e di spaccare la Sicilia linguistica in varie aree geografiche. Effettivamente. Che questo interesse parta proprio da alcuni siciliani, questo mi dispiace. A proposito di arancino e arancina, ma doveva essere davvero necessario l'intervento dell'Accademia della Crusca per fare chiarezza sul come scrivere questo termine? Beh, io non voglio esagerare, tanto di rispetto nei confronti dell'Accademia della Crusca, ci mancherebbe, che però si occupa della lingua italiana. Esiste tutto un mondo accademico, un mondo di studiosi per la lingua siciliana, quindi è come, che ne so, l'intervento della Crusca, tanto per fare una battuta, è come chiedere agli eschimesi di andare a risolvere i problemi dell'eccessivo caldo in Africa. Esatto, più chiaro di così non si può. No, dai, è una battuta, per carità. L'Accademia della Crusca è un organo molto competente, però che doveva intervenire un organo che riguarda appunto un'altra lingua, perché, che lo vogliate o no, quella italiana e quella siciliana, pur se sorelle, cugine, parenti, ok, sono due lingue differenti. Sì, sono genealogicamente parenti, ma tipologicamente diverse. Assolutamente. A proposito di questo, però, la Crusca perché interviene? Per la nostra debolezza, perché ancora il mondo accademico siciliano litiga su lingua e dialetto, esatto, sulla questione lingua e dialetto, che ormai non se ne può più. Allora, secondo la tua esperienza, oggi in quale stato versa il siciliano e quali gli strumenti concreti per la sua costante valorizzazione? Non è una domanda facile, perché se guardiamo in giro attorno, i ragazzi ormai penso che pochi parlano la loro lingua madre, il loro dialetto. Ormai anche i mass media hanno influito tantissimo, tant'è che oggi chi parla in dialetto ha un dialetto molto scarnificato da quelli che sono i termini proprio dialettali e molto influenzato da termini italiani sicilianizzati. Questo è un neo del dialetto di oggi, diciamo così. Diciamo che i ragazzi nascono, tutti giovani di oggi, nascono in famiglie più o meno italofone, in seconda socializzazione poi diventano dialettofoni, perché poi a scuola, soprattutto nelle scuole medie, cominciano a incontrare l'idioma siculo, però ovviamente influenzato dall'italiano, perché non può essere altrimenti. Poi non dimentichiamo che dall'Unione d'Italia hanno fatto di tutto per abolire il nostro dialetto.
hanno fatto di tutto, addirittura fino a 60 anni fa un ragazzino delle elementari, ora si chiamano primarie, e si esprimeva in dialetto, lo mettevano in punizione con i ceci sotto le ginocchia, dietro la lavagna. Quindi hanno fatto di tutto per smontare questa nostra sicilianità, che grazie a Dio ancora esiste, ancora c'è, perché questa identità siciliana, che è forte, è radicata in noi, perché alla fine cos'è l'identità? L'identità è tutto ciò che rimane costante nonostante il trascorrere del tempo. Come diceva il grande Ignazio Buttitta, levatemi un piatto un ne mangio, levatemi un letto un ne dormo, ma se mi levate la lingua che parlo, adottata di pace, un popolo è perso per sempre. Ecco, questa è una poesia di Ignazio Buttitta del 1970, proprio a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, comincia questa sorta di dialettofobia. Le famiglie, anche quelle siculofone, cominciano a intravedere nell'italiano, quindi nello studio, nella scuola, una certa fiducia come strumento di emancipazione, quindi per affacciarsi poi in un futuro migliore nel mondo del lavoro. Questo per collegarmi a quanto tu hai detto poc'anzi. Ultimamente abbiamo notato questo ritorno al dialetto, si vedono sempre più insegne di negozi, di attività commerciali con il nome scritto in dialetto. Anche la stessa Regione Sicilia con la legge 9 2011 ha cercato di valorizzare, di portare nuovamente questo interesse alla sicilianità, tant'è, anzi io ne approfitto per farmi un po' di pubblicità. Sono stato nominato docente referente dalla mia scuola e ho partecipato ai convegni all'Università di Palermo presso il centro filologico appunto dell'Università di Palermo. È stata un'esperienza bellissima e mi ha fatto capire appunto che c'è questo ritorno, questo interesse di nuovo al dialetto, all'identità siciliana. Molte scuole, questo è un dato di fatto, molte scuole applicano questa legge del 2011 per, diciamo, l'insegnamento del patrimonio linguistico siciliano e della cultura siciliana, ecco, spendendo qualche ora alla settimana per questa materia, ma non tutte le scuole ancora applicano questa legge. Io voglio lanciare dalla nostra emittente un monito per le scuole, un appello affinché tutte le scuole possano dedicare piccola parte delle ore curriculari a questa materia. La scuola non deve formare attraverso questa materia, informare. Ecco, la scuola non deve parlare in dialetto, ma deve parlare di dialetto. Quindi, infatti il segreto è quello di avere fra i docenti qualcuno che ama la propria identità siciliana. Quindi in quelle scuole in cui sono presenti docenti che amano la nostra cultura siciliana, e allora si avviano i progetti, si avvia la cosa tecnica. Sì. In altre ancora per purtroppo ancora è sì, un tabù. Si perde tempo. Peppe, il siciliano utilizzato in poesia, perché sono molti i poeti che utilizzano il siciliano come certo. codice d'espressione poetica, può essere considerato modello letterario colto, insomma, può essere considerato lingua? Diciamo di sì e diciamo di no. Perché? Perché si sa, la lingua poetica può essere diversa da quella per quanto riguarda, utilizzata per la prosa, tant'è che quella siciliana è ricca di espressioni, spesso ricca di contrazioni. Poi tu hai parlato di metrica, molte volte il poeta rimatore, per motivi appunto metrici, ha bisogno di contrarre qualcosina e quindi in questo caso non può essere considerata colta, però può diventare colta laddove il poeta, anche se rimatore, anche se usa la metrica e la rima, è talmente bravo da evitare queste contrazioni.
e quindi la poesia può rappresentare una lingua colta, assolutamente sì. Tutto questo naturalmente se alla base di chi scrive c'è qualcuno che non solo scrive in siciliano, ma ciò che scrive lo ha pensato in siciliano, anche perché purtroppo si notano, almeno chi mastica un po' di siciliano come noi, si accorge che molte volte quella poesia, quello scritto, nulla togliendo al valore poetico, attenzione, parliamo di lingua, di siciliano ha ben poco, ma si nota benissimo che è una poesia pensata in italiano e poi tradotta. Sì, infatti a forza di quello che tu dici, molto spesso quando ci troviamo come giurati in alcuni concorsi sì. Di poesia, ci accorgiamo che effettivamente molte opere sono delle traduzioni pensate in italiano, tradotte in siciliano, con un'influenza italiana molto forte. Nei corsi di siciliano che hai tenuto, che grado di interesse hai trovato tra i tuoi allievi? Grande interesse. All'inizio qualcuno giustamente magari più curioso, qualcun altro un po' scettico, però poi si instaura un rapporto talmente bello di condivisione. L'importante è questo, Nino. Io durante i corsi non mi metto in cattedra, condivido con loro. E devo dire che l'interesse da parte loro è stato veramente tanto, tant'è che ora inizieremo un altro corso a Calatafimi, già dopo le vacanze di Natale inizierà. E sì, sono contento, è qualcosa che il loro entusiasmo fa da motrice al mio, è qualcosa che si alimenta a vicenda, no? Quando tu dall'altra parte vedi l'interesse, la motivazione, che è già tanta, aumenta ancora di più. È un po' quando ci esibiamo nella recitazione, se vediamo il pubblico attento che gradisce quello che noi gratifica, certo. E allora questo ti dà ancora più forza. Sì. È la stessa cosa quando uno insegna qualcosa, se non trova di fronte l'interesse, non incontra l'interesse degli allievi, effettivamente poi la cosa diciamo va un pochino più dispersa, a scemare. E allora ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo la trasmissione. Allora, dare al siciliano la collocazione di lingua, come auspicato da tantissimi studiosi, sarebbe cosa giusta e buona, ma perché è così importante chiamare il siciliano lingua? Perché lo è. Perché il siciliano è una lingua, a tutti i crismi, come abbiamo detto più volte, come abbiamo detto anche prima. Per il prestigio che le è stato tolto a questa lingua in passato e per il prestigio che noi per primi non riconosciamo in essa. Cosa rispondiamo a chi del mondo accademico a volte lancia degli slogan come questo? Ma che vi importa se chiamiamo questo siciliano dialetto? Cosa rispondiamo? Allo stesso modo. Che vi importa se noi chiamiamo questo dialetto lingua? Perché devono comunque remare contro? Non credono che sia una lingua, credono sia un dialetto. Facessero la loro strada, anche perché noi non abbiamo mai, anzi, abbiamo sempre detto che il dialetto è un contenitore inestimabile, è un patrimonio culturale da valorizzare, da salvaguardare. Però, per quanto riguarda la lingua scritta, un codice, una norma, dobbiamo pur rispettarla. Ottima disamina da parte di Peppe Gerbino, è stato piacevole, Peppe, ascoltarti, è stato piacevole interloquire con te trattando questo argomento che ha una certa importanza, almeno per noi e per tanti come noi che si accingono ogni giorno, ecco, a scrivere la lingua siciliana. Io
Chiudo la trasmissione di Siciliano Doc, vi saluto, grazie per l'ascolto, so che siete numerosissimi, vi prego di lasciare un like alla pagina Facebook TVBN e di iscrivervi al canale TVBN. Seguiteci ancora, seguite le nostre trasmissioni TVBN, la vostra web TV. Ciao a presto. a tutti!